Il lavoro Top 500 Vicenza e Verona è un lavoro che vede la collaborazione tra il Dipartimento di Economia Aziendale e in particolare il gruppo di ricerca che fa capo alla professoressa Campedelli, in cui lavoriamo io, Silvia Cantele e Silvia Vernizzi da quest'anno, e insieme a PwC che finanzia appunto questo progetto, e Atesis, che è la società che gestisce le testate di L'Arena, Giornale di Vicenza e Brescia Oggi. È un lavoro che si basa appunto sull'analisi di bilanci delle maggiori imprese delle province di Verona e di Vicenza, e che ci vede coinvolti da diversi anni. Quindi i primi bilanci analizzati sono stati addirittura quelli del 2008 per la provincia di Verona e del 2009 per Vicenza, e di solito andiamo a cogliere le performance delle aziende maggiori. Dagli ultimi anni ci siamo concentrati sulle cosiddette top 500, quindi le prime per fatturato. Ogni provincia ha ovviamente delle caratterizzazioni, quindi andiamo poi ad analizzare anche quelli che sono i settori, i distretti tipici, quindi per esempio nel veronese il vino, il marmo, l'alimentare, oppure nel vicentino la meccatronica, la concia, l'orafo. Ci avvaliamo di database che abbiamo presenti in università e analizziamo quello che è l'andamento del fatturato, della redditività, degli investimenti, della capitalizzazione delle aziende, e restituiamo quindi ogni anno un inserto anche abbastanza corposo in cui è possibile capire l'andamento dell'economia attraverso l'andamento dei bilanci. Quest'anno in particolare abbiamo analizzato i bilanci del 2020 e l'esito è stato comunque di ovviamente calo del fatturato abbastanza generalizzato, almeno 2/3 delle aziende hanno subito un calo, anche se devo dire che l'ammontare medio del calo è stato meno significativo di quello che si pensasse, quindi siamo attorno al 5% per Verona e al 7% per Vicenza. Dal lato università questa collaborazione è proficua proprio perché ci permette di mettere a servizio anche della collettività le nostre capacità di analisi, traducendole in qualcosa che vorrebbe anche essere alla portata del pubblico. Quindi cerchiamo poi di tradurlo anche in parole che siano il più possibile comprensibili, per far avvicinare non solo le aziende che bene o male masticano queste tipologie di informazioni, ma anche il pubblico rispetto a quelle che sono i bilanci e le performance delle imprese. Quest'anno il progetto Top 500 si è allargato verso la provincia di Brescia, a dimostrazione di come il Dipartimento di Economia Aziendale e l'Università di Verona nel suo complesso voglia ampliare lo sguardo verso il territorio e in qualche modo mettersi in gioco, mettersi a disposizione di un territorio che via via amplia i propri confini. Per quanto riguarda la provincia di Brescia abbiamo analizzato, naturalmente dato il nome del progetto, le 500 imprese più grandi, ma in realtà abbiamo analizzato e interpretato circa 22.000 bilanci delle società di capitali bresciane, oltre a dare dei focus particolari sui distretti e i settori caratteristici di quel territorio, quindi espressione di quell'anima manifatturiera bresciana. Dal punto di vista dei risultati noi abbiamo appunto analizzato i bilanci del 2020, risultati in calo, soprattutto in termini di fatturato, calo che però alla fine si è dimostrato meno severo rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Nello stesso tempo ci sono dei segnali positivi che vengono da un lato dalla marginalità delle imprese che, pur essendo in calo, hanno rilevato un calo meno che proporzionale rispetto al fatturato, segnale che le imprese, soprattutto quelle di maggiori dimensioni, hanno saputo reagire in qualche modo calmierando le perdite che ci si sarebbe potuti attendere dato il calo del fatturato e dato il contesto appunto del 2020.